Attraverso incontri in teatri, su balconi, in spazi pubblici, in numerose località, i cittadini di tutti gli Stati membri proclamano la Repubblica d'Europa. Sempre più migranti scelgono di risalire il vecchio continente attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Il tracciato è ora più meridionale rispetto al passato. Sono alcune centinaia le nostre aziende insediate in Bulgaria. L'Italia è il secondo partner commerciale del paese più povero dell'Unione Europea. Nel novembre di 100 anni fa cadde l'impero austro-ungarico. Con oltre 50 milioni di abitanti era per estensione il secondo Stato europeo. Un'esposizione di arte audiovisiva illustra a Trieste le migrazioni vissute in prima persona dagli artisti, un progetto che coinvolge anche Slovenia e Croazia. Die Republik Österreich! Vienna, Heldenplatz, Piazza degli Eroi. Ogni anno, tra ottobre e novembre, l'Austria festeggia l'anniversario della proclamazione della Repubblica. Quest'anno la cerimonia è ancora più solenne, la Repubblica compie 100 anni. Cosa è successo da allora, si chiedono la politologa tedesca Ulrike Gero e lo scrittore austriaco Robert Menasse. Le repubbliche e gli stati nati sulle macerie della Prima Guerra Mondiale hanno scatenato un secondo conflitto e oggi i nazionalismi risorgono. La pace è in pericolo e non solo in Europa. Le nazioni stanno in piedi creando una identità del noi che si contrappone alle identità degli altri e in questa contrapposizione si nasconde una forte aggressività che può essere risvegliata in ogni momento. La via d'uscita c'è, la Repubblica Europea che garantisca effettiva uguaglianza a tutti i cittadini. Di fatto abbiamo regole comuni per le merci, per il lavoro, per i servizi. Abbiamo una moneta comune, l'euro, ma i cittadini dei diversi paesi europei continuano a vivere in condizioni differenti. Per questo occorre una democrazia europea. Und das ist das Plädoyer für eine europäische Demokratie. È dai balconi e sulle piazze di Vienna, Berlino, Praga e altre capitali che furono proclamate le nuove repubbliche. Ed è dai balconi e da altri luoghi pubblici di oltre 150 città che sabato 10 novembre è stato letto il manifesto che proclama la nascita della Repubblica Europea. Il Burgtheater, tra le più prestigiose istituzioni culturali austriache, dà la sua convinta adesione. Il teatro si ispira alla tradizione dell'illuminismo, della democrazia nell'antica Grecia. Si richiama ai diritti umani, è il luogo dell'utopia e delle visioni per il futuro. Il teatro è dunque il luogo adatto per sostenere con forza la visione di un'Europa comune. Cambio scena, un centro commerciale di un quartiere popolare di Vienna. Qui l'idea di una Repubblica Europea trova sostenitori convinti, ma anche avversari irriducibili. Non funziona nulla, nulla. Adesso è la volta dell'Italia, che diventerà la prossima Grecia. Trovo che bisogna imparare a crescere insieme, anziché andare ognuno per conto suo. Per me è giusto che ognuno faccia ciò che ritiene meglio per il proprio paese. La mia opinione è che gli Stati dovrebbero tornare ad essere autonomi. Naturalmente è meglio un'Europa comune, solo così si possono affrontare i grandi problemi. Gli Stati nazionali li abbiamo avuti a lungo e le cose non sono andate bene. I promotori di European Balcony Project sono decisi, la mobilitazione continuerà. Avvieremo una serie di dialoghi con i cittadini, andremo nelle piccole città e nelle regioni per parlare di Europa. Ogni anno faremo del 10 novembre la giornata della Repubblica Europea per stabilire dove siamo e dove vogliamo andare. Un'impresa da sostenere anno per anno. Per ora in Austria hanno più seguito le posizioni eurocritiche del cancelliere Sebastian Kurz e del suo vice Heinz Christian Strache. Senza sostegno popolare, però, il passo dallo Stato nazionale alla Repubblica Europea è destinato a rimanere un sogno. Volevo aiutare dei bambini come una medicina antipolio. Dopo ho avuto problemi di Taliban.
sono arrivato in Italia per questo motivo. Dagli occhi di Adil, pakistano di 28 anni, traspare ancora il terrore per le minacce di morte subite dai talebani, una tragica fine che è toccata a un fratello e a molti suoi amici. Lo vogliono uccidere perché andava di casa in casa a vaccinare i bambini contro la poliomelite, una malattia ancora molto diffusa nel suo paese. Pratica questa fortemente osteggiata dagli integralisti islamici perché ritenuta troppo occidentale. Adil è stato quindi costretto a fuggire. Assieme al connazionale Saif, di 24 anni, ha intrapreso l'estenuante viaggio della speranza attraverso la cosiddetta rotta balcanica. Migliaia di chilometri percorsi in 6 mesi, soprattutto a piedi e in condizioni disumane. Dopo arrivato in Ungheria, qua anche picchiato, hanno soldi, anche cellulare, hanno tutto preso, anche dopo è arrivato in Austria in macchina, 15 persone, in quella normale macchina, e dopo siamo arrivati qua in Italia. Negli ultimi tempi la rotta balcanica è percorsa da un numero consistente di migranti, ma c'è una novità. Eravamo stati abituati ad avere un flusso che circumnavigava la parte nord dei Balcani. Adesso sicuramente le cose sono cambiate perché, senza numeri emergenziali, ma sicuramente con un aumento consistente, la rotta passa per la parte meridionale dei Balcani, quindi attraverso Albania, Montenegro, Bosnia, verso la prima frontiera, cioè europea, che è quella della Croazia. Dalla Croazia poi il viaggio prosegue attraverso la Slovenia prima dell'approdo in Italia. Percorrendo i numerosi sentieri sul Carso triestino si vedono le tracce del passaggio dei migranti. Indumenti, tende, sacchi a pelo, effetti personali e contenitori vuoti di cibo e bevande. Saif e Adil hanno pagato 7.000 euro ciascuno per arrivare da noi. Poco pagato anche Pakistan, anche paesi quando è arrivato in Turchia, Bulgaria e in Iran pagato così piano piano, chiamato a casa che così siamo arrivati qua, devi pagare così piano piano. Ai confini del Friuli Venezia Giulia sono aumentati gli arresti di passer e i rintracci di irregolari da parte della polizia. Se le persone fermate hanno presentato altrove domanda di asilo politico, è possibile riammetterle subito nel paese confinante. In caso contrario, i migranti chiedono la protezione umanitaria o sussidiaria in Italia. Le procedure diventano più complesse, devo dire che i rapporti con sloveni e croati sono estremamente positivi e siamo riusciti ad applicare dei trattati bilaterali che ci permettono comunque di poter riammettere un numero consistente, ma sicuramente si aumentano i tempi di valutazione sulle istanze che, se vengono effettuate per la prima volta nel nostro paese, hanno necessità dei tempi fisiologici. È morta dopo 3 mesi di agonia Katerina Handziuk, attivista ucraina impegnata nella campagna anticorruzione nel paese. La donna, 33 anni, lo scorso 31 luglio era stata sfregiata con l'acido solforico davanti alla sua abitazione nella città natale Kherson. Le sue condizioni erano apparse da subito gravissime. La polizia ha arrestato 5 persone per quell'aggressione, ma tanti aspetti dell'inchiesta, a partire dai veri mandanti, restano oscuri. Il presidente ucraino Poroshenko, lui stesso oggetto di pesanti critiche per il suo mancato impegno contro la corruzione, ha esortato la polizia a far luce sulla vicenda. Splende il sole in Bulgaria per la gioia degli imprenditori agricoli già baciati dai contributi europei. Il programma di sviluppo rurale è piuttosto generoso con chi decide di investire da queste parti, ma non è l'unico motivo di attrazione questo. Se in 10 anni la percentuale di italiani che hanno investito in Bulgaria è cresciuta del 300%, è perché la flat tax sugli utili è al 10%, gli stipendi medi degli operai viaggiano tra i 300 e i 500 euro, quello di un ingegnere non supera i 1.000 euro. Alla periferia di Plovdiv, seconda città del paese, c'è la Cumignano Fruit dei fratelli Santorelli, leader in Europa nei prodotti a base di frutta per l'industria alimentare. Ciliegie in salamoia per cioccolatini, candite e prugne secche. La casa madre resta in Campania,
ma è nei 350 ettari in Bulgaria che l'azienda fa il grosso del business, con una produzione annua di 28.000 tonnellate per 23 milioni di euro di fatturato. Noi siamo qui dal 95 e uno dei i motivi per cui siamo trasferiti in Bulgaria è stato proprio per una questione del costo della manodopera, il costo della materia prima e dell'energia elettrica. Col tempo, anche per una situazione economica che è cambiata, questi fattori che hanno segnato il nostro vantaggio competitivo sono venuti meno, ma attualmente la collaborazione e il supporto che abbiamo dato ai produttori e gli investimenti che abbiamo fatto diversificando la gamma di prodotti ci consentono di mantenere comunque il nostro vantaggio competitivo nei confronti delle altre aziende. Nonostante sia il più povero dell'Unione, la Bulgaria è il paese con l'economia più in salute. La crescita è del 3-4% all'anno. Il tasso di disoccupazione è bassissimo, il che per le aziende si traduce in una paradossale e disperata ricerca di operai, come ben sanno ad esempio i manager dello Zobele Group, multinazionale nata un secolo fa a Trento ed oggi presente in tutto il mondo con 7 stabilimenti. In Bulgaria il gruppo, 40 milioni di euro di fatturato, produce per il mercato europeo insetticidi e profumatori per ambienti ed automobili. Basti pensare che il tasso medio di disoccupazione in Bulgaria è intorno al 5%, ma nell'area di Plovdiv parliamo del 4-3,5%. È un problema che ci sta assillando da un paio d'anni e ci ha spinto ad avviare delle attività, uno nella ricerca in un'area più vasta attorno al nostro stabilimento, quindi nei paesi che circondano l'area di Plovdiv, a fornire i trasporti gratuiti, forniamo pasti gratuiti, forniamo bonus bimestrali. Tutto questo fa sì che la gente si senta fidelizzata e rimanga più a lungo all'interno del nostro stabilimento. A Sofia, capitale del paese, c'è la sede di Confindustria Bulgaria, che oggi annovera 300 aziende italiane tra grandi gruppi e medie e piccole imprese. I bulgari sono letteralmente innamorati degli italiani, proprio perché siamo dinamici, siamo anche molto interessanti a livello imprenditoriale, quindi noi mettiamo a disposizione il nostro know-how e loro la loro manodopera, la loro volontà di apprendere, specialmente voler fare impresa per le piccole e medie aziende. Il mio presente sicuramente è la Bulgaria, futuro sicuramente noi stiamo crescendo al momento, quindi un futuro prossimo è la Bulgaria, un futuro remoto non si sa, l'Italia per le vacanze sicuramente. Nel novembre del 1918, con la vittoria dell'intesa, si dissolse l'impero austro-ungarico. Il sangue e il dolore provocati dalla Grande Guerra cancellarono secoli di storia asburgica, uno Stato multietnico e multilinguistico che non aveva retto né alle richieste risorgimentali dei suoi popoli né alle rivendicazioni sociali e democratiche delle classi subalterne. L'Austria-Ungheria era stata una potenza, nel 1910 contava 52 milioni di sudditi e per estensione era il secondo Stato europeo dopo l'impero russo. Un gigante però che non ha retto alla modernità. Era un impero multietnico, multiconfessionale, che faticava a rispettare i diritti nazionali di tutte le sue etnie, che ha cercato tutto sommato a realizzare una politica di convivenza e di rispetto reciproco tra le varie comunità, non sempre riuscita, come ben sappiamo, anche perché le tensioni nazionalistiche che si sono verificate nella seconda metà dell'Ottocento poi hanno prodotto nuovi stati, dopo la sua dissoluzione hanno prodotto degli stati-nazione in un territorio che comunque è rimasto in gran parte multietnico e multilinguistico. L'area dell'ex impero austro-ungarico comprende ora ben 11 stati. Nel 1918 si formarono altri stati multinazionali, la Cecoslovacchia e la Jugoslavia.
Esiste però ora ancora un collante culturale nello spazio dove le famiglie la domenica da Trieste a Leopoli, da Zagabria a Cracovia, da Lubiana a Praga per pranzo mangiano brodo, carne bollita e contorno di patate in tegame? È rimasto qualcosa dello spirito imperiale? Sicuramente ha lasciato una cultura, una letteratura che è rimasta patrimonio anche di quegli stati che poi sono diventati indipendenti. A lungo il tedesco e con lui anche Vienna sono stati dei punti di riferimento delle nuove classi di reggenti e delle nuove intelligenze. Vienna ha continuato a esercitare negli anni 20 e 30 una attrazione nonostante i nuovi confini. È possibile proporre un confronto tra l'Austria e Ungheria, multietnica, e l'odierna Unione Europea? Io spero che questo parallelo non si riesca a farlo del tutto, perché l'impero asburgico si è dissolto dopo una grande e sanguinosa guerra, e speriamo che naturalmente l'Unione Europea, che naturalmente non ha le stesse sembianze dell'ex impero, rimanga in vita. Soprattutto spero che la crisi politica odierna non assuma quelle caratteristiche che poi hanno portato alla brutalizzazione della società europea e a un uso indiscriminato della violenza, che ha causato non soltanto la Prima Guerra Mondiale ma anche la Seconda. Formalmente l'impero continuò a esistere fino al 3 aprile del 1919, quando il governo repubblicano austriaco depose ufficialmente l'imperatore Carlo I dal trono austriaco e decretò l'espulsione della famiglia Asburgo dall'Austria, confiscandone tutti i beni. Le migrazioni raccontate da artisti che a loro volta le hanno conosciute. È la mostra che università e musei civici di Trieste hanno allestito al Museo Revoltella del capoluogo giuliano. L'esposizione audiovisiva è il cuore del progetto Altre Storie, Other Stories, che si propone di raccontare le migrazioni in maniera non stereotipata. Gli artisti e le artiste che sono in mostra evitano sistematicamente i luoghi comuni, cercano di fare vedere la complessità delle storie. Ci sono tante possibilità. C'è un artista come Mona Hatoum che racconta il distacco da sua madre in un momento in cui lei si trovava in esilio a Londra rispetto alla natia Beirut. Mona Hatoum è un'artista di origine palestinese. C'è poi un'artista che è nata in Australia ma che è di origine indonesiana, cinese, che ora vive in Europa, che si chiama Fiona Tan, che invece racconta questa multiformità di provenienze, di origini e di percorsi della propria famiglia. L'opera più recente è quella di Arkady Zaidest, artista israelo-bielorusso, attivo in Francia, invitato a Trieste per una performance di danza. Il video ritrae un puntatore di mouse che unisce i punti dei contorni di un'immagine dell'isola greca di Lesbo, teatro di numerosi sbarchi negli ultimi anni. È una riflessione sull'uso delle tecnologie più aggiornate per il controllo delle frontiere in generale, quindi della dialettica tra il confine reale, materiale, e l'impiego di tecnologie per la sua sorveglianza. Per il museo, che fu voluto dal mecenate Pasquale Revoltella, vissuto nell'Ottocento a Trieste e tra i finanziatori della costruzione del canale di Suez, è un ritorno all'origine, perché il barone Revoltella aveva pensato al suo palazzo come un luogo di esposizione di arte contemporanea. Artisti che provengono da una serie di paesi, e qui di nuovo è un ritorno alle origini, con cui la città di Trieste ha avuto relazioni fin dall'Ottocento, anche prima, fin dalla dichiarazione del Porto Franco. La mostra proseguirà fino al 18 novembre e collateralmente, oltre a far partecipare di persona alcuni artisti esposti, prevede il coinvolgimento di scuole, poi corsi di formazione e una serie di incontri in Slovenia, Croazia e Friuli Venezia Giulia, regione che l'ha finanziata attraverso un bando. È un progetto di divulgazione della cultura umanistica, ramo ancora poco conosciuto della divulgazione scientifica. Vuole proprio presentare al pubblico quello che si fa all'interno dei dipartimenti, nella convinzione che si può presentare da un punto di vista divulgativo anche il lavoro di ricerca che si fa nei dipartimenti di studi umanistici, pur mantenendo la complessità della ricerca. Quindi questo è un aspetto molto importante del progetto.
per l'Università di Trieste. Questo è solo un tassello della strategia di internazionalizzazione rivolta con particolare attenzione anche alle università vicine di Slovenia e Croazia.